Siamo con l'ingegnere Dino Banone, responsabile del Parco Letterario, un parco letterario che da qualche giorno è al centro dell'attenzione mediatica. Quali sono le novità del Parco Letterario? C'erano delle difficoltà, mi ricordo nella precedente intervista che stavano tagliando la luce. Insomma, quale sarà il futuro del parco e se effettivamente i soci che costituiscono il Consiglio del Parco faranno qualcosa per mantenere in vita anche economicamente la struttura. Sì, innanzitutto la luce ancora persiste per buona volontà dell'Enel Energia, che è la ditta erogatrice. Non so quando sarà il taglio, però per motivi precauzionali qualcuno ha rinunziato alle attività. Infatti stasera lo spettacolo bellissimo, che è uno dei più belli che si faccia in tutta l'estate, è stato annullato dal produttore ed è stata scelta una... Qual era lo spettacolo, mi scusi? Lo spettacolo era quello relativo alla Palladium, che è una società di formazione relativa ai canti e ai balli di Lia Minio, Accademia Palladium. Sì, di Favara, che ha scelto già per 2 o 3 anni la nostra location. E devo dire, ho partecipato ho assistito come spettatore e in effetti è veramente qualcosa, è stata apprezzata dalla RAI e da Fininvest e da tutte le televisioni, e purtroppo abbiamo perduto questa grande occasione. Direbbe l'avvocato: ci pagheranno i danni, ma noi non siamo qui per farci pagare i danni. Noi dobbiamo dire qual è la verità, o cercare di dirla, perché nella vita non bisogna mai essere assoluti, ma cercare di. E allora cerchiamo di. Innanzitutto il Parco Letterario è stato fondato sulla base della programmazione negoziata, che viene dal grande Mitterrand, perché prima gli stati governavano ma senza programmazione negoziata. Il buon presidente Mitterrand e chi lo ha seguito in Italia, il governo Prodi, hanno inventato con la legge 662 la programmazione negoziata, che prevede che cosa? Che gli enti pubblici insieme ai privati possono governare il territorio, e quindi con il metodo della concertazione. E questo metodo della concertazione ci ha consentito di avere il massimo della concertazione negoziata, che è l'accordo di programma. Ma l'accordo di programma è una sorta di famiglia che già si mette insieme fra enti pubblici e enti privati e deve collaborare e mai essere monadi. Le monadi sono quelle che non hanno né porte né finestre, invece bisogna collaborare e non avere atteggiamenti, diciamo, ostruzionistici o banali. E questo, diciamo, purtroppo molte volte accade in questa governance del territorio agrigentino, in cui ancora non siamo molto abituati a questo senso della collaborazione. Siamo invece abituati alla strumentale competenza. La programmazione negoziata non prevede la strumentale competenza. Tutti devono saper fare tutto e devono collaborare e mai dire non è di mia competenza. Ecco la grande novità della programmazione negoziata. Quindi anche per Agrigento Capitale, di cui noi siamo per ora solamente, chiamiamola alla pagina 9 del dossier che è stato approvato anche dalla Presidente Meloni, diciamo, figuriamo come soggetti sostenitori. Anche questo deve essere realizzato subito. A proposito, devo dire 2 cose importanti. Se la sede dell'ufficio ancora non è pronta, egregio signor Sindaco, egregio Assessore, egregio Professore Albergoni, noi offriamo gratuitamente, come è stato per la pandemia, che abbiamo offerto 2 anni il piazzale, ma non all'aperto sicuramente, ora lo dobbiamo offrire, lo spazio per l'ufficio temporaneo per la fondazione nuova che sta per essere realizzata, la Fondazione Agrigento Capitale. E tra l'altro abbiamo anche un'altra proposta importantissima che deve cercare di essere solo valutata dal signor Sindaco. Siccome avete voi questo problema finanziario nei confronti del Parco Letterario, circa 3.600.000 euro, noi offriamo non l'intera, diciamo, cifra, ma una parte, quella che sarà concordata nel Consiglio d'amministrazione al momento della fondazione, una parte per entrare nella fondazione come Parco Letterario Luigi Pirandello, come subito ha indicato e suggerito il sindaco di Pescina, che è la città di Ignazio Silone, dove c'è il Parco Letterario Ignazio Silone,
e quindi noi potremmo entrare di diritto, però voi avreste un debito inferiore. E già sarebbe sanata una grossa parte. A noi interessano solo i soldi che dobbiamo dare ai nostri creditori, che si sono creati a causa delle vostre pendenze, che stiamo cercando di risolvere. Quindi andiamo all'attività. Le attività che quest'anno già sono state numerose, circa 40 attività in sole 7 mesi. Abbiamo cominciato già a gennaio con incontri istituzionali sul PNRR, sì, subito. Con il sindaco, con tutti gli altri, diciamo, coloro che dirigono le varie istituzioni, e soprattutto quello che abbiamo fatto, per esempio il rapporto con gli studenti, oltre a quello che è successo poi in estate da maggio in poi con le rappresentazioni teatrali, ma soprattutto abbiamo incontrato gli studenti per dire che quest'anno è un anno importantissimo. C'è il 100° anniversario, ricorre il 100° anniversario, il 9 aprile ricorreva di 100 anni fa, della presentazione messa in scena con successo a Parigi di 6 personaggi in cerca d'autore, che è il manifesto del teatro mondiale e del teatro che ha avuto in Pirandello il più grande drammaturgo europeo.